diverse sfaccettature, ovviamente una volta possiamo appunto con i giochi, una volta con i bambini e sicuramente alla semi-servizio. Insieme a Giuseppe di Nobiltà e Contado, Pistoia. che tra l'altro siete veramente degli artisti un po' contadini, un po' artisti e un po' tutto fate. Artisti di strada, noi siamo dei giullari e siamo alla corte del popolo che viene, sia giovanile che anche un pochino più attempato. Perché i nostri giochi spaziano su tutto questo, diciamo per tutte queste età. Esatto, ed sono veramente molto divertenti, ad esempio questo della noce credo che sia Questa è un'arma micidiale da guerra. Vai, proviamo. Praticamente il giullare lascia cadere delle noci e il concorrente ha l'obbligo di rompere una noce. O viandante che viene da lontano, prendi quel martello in mano e con 3 colpi assai veloce prova a schiacciare una noce. Bello questo, qualcuno magari vorrebbe schiacciare la testa della moglie qui dentro, però è un po' troppo stretto. Noi su queste cose non ci entriamo, ci proprio isolate. Va bene, simpaticissimo, grazie e buona festa. Bene, grazie a voi. Siamo insieme, come si chiama? Silvano, abbiamo un gioco che si chiama Disco in Corte. disco in corte. Insomma, è un gioco diciamo Scusate molto... la voce ma sono raffreddato. No, è male di stagione, quindi molto semplice, bisogna tirare questa ruota. Dischetti, prendere la mira con questo e poi Incallarsi dentro diciamo, alla casella, no? devono andare dentro le caselle numerate. Esatto, non c'è il casellante dentro questa No, certamente. E vince chi riesce a inserirle tutte quante. E chi fa più punti c'è un premio un premio. Poi chi non vince c'è il premio di consolazione che sarebbe lo Starlight. Ok, senti, questo gioco in che periodo più o meno veniva praticato? Questo io non lo so, perché ora, siccome l'ha fatto il presidente, non sa lui. Comunque si parla del Medioevo più o meno. Certamente. Bene, grazie e buon gioco. Prego, grazie a voi. Siamo insieme a Alessandro, ciao Alessandro. Ciao. Complimenti nella tua, diciamo così, boutique, hai degli articoli veramente originali. Grazie. Sì, sono produzioni oggettistica medievale che si usava nel tempo e noi le proponiamo ai bambini per vedere un attimino come funzionava, diciamo, tra virgolette la guerra che poteva essere una volta. Sì. Diciamo. Ma noti che ci sia molto interesse da parte anche dei bambini per questo periodo epocale, diciamo. Ma diciamo che c'è chi è che non vuole mai essere un cavaliere, un re Artù, insomma c'è stato sempre da parte dei bimbi un po' di gioco di fantasia. Purtroppo in questa era computerizzata comunque c'è sempre un buon, diciamo, un buon risveglio, da parte della fantasia, da parte di quello che potrebbe essere per i bimbi di tutti i giorni. Diciamo. Perfetto, diciamo che il pezzo più conteso sicuramente sarà la spada, no? L'arco forse è quello che fa ancora sognare di più, sia ai bimbi che anche agli adulti. Va bene, grazie e buona giornata. Buona giornata, ciao. Allora, e quest'oggi qui al Carnevale Medievale anche Elena, buongiorno. Buongiorno. Che propone qualcosa di veramente artistico. No, grazie, diciamo artigianale, dai. Artigianale, senti, cosa si può notare nella tua lussuosa bancarella? Io faccio soprattutto portacandele e altri oggetti, mi ispiro anche machiavesco. Diciamo, amo giocare con le illustrazioni, mi piacciono le illustrazioni per i bambini, quindi insomma. Quindi diciamo che è un mondo molto poetico, molto da fiaba. Sì, sì. Senti, ma quanto impieghi per realizzare una tua opera più o meno? Dipende dall'opera, diciamo vado dalle cose un po' più complesse come le lampade ai portacandela e sono tutte ceramiche in doppia cottura, quindi la prima cottura è quella diciamo di scottatura e la seconda è quella di decorazione. Quindi più o meno quanto tempo? Fai conto lo fai talmente 2-3 con passione ore. che il tempo passa e non te ne accorgi. Esatto. Cioè, se lo dovesse considerare il tempo, la passione, Diciamo, costa io lo sempre faccio per troppo passione poco. perché non è il mio mestiere, quindi diciamo dedico a questa mia passione tutto il mio tempo libero. Bene, grazie e buona giornata. Grazie a voi, ciao! Ciao, come ti chiami? Sono Gianni. Allora Gianni, senti, tu hai 2 bambini, anzi ragazzini, che si stanno divertendo con questi giochi medievali. Sì. E se ti dicessero, papà, me lo compri? Me lo compri cosa? Il gioco medievale? Sentiamo quanto costa, quanti
Quanti fiorini, Quanti fiorini. Senti, trovi che sia comunque un divertimento un po' più manuale rispetto a quello che solitamente i ragazzi oggi giocano? Sì, anzi, noi siamo molto per questi giochi in legno, insomma giochi un po' della nostra infanzia anche, piuttosto che quelli nuovi, visto, plastiche, videogame, insomma, quindi sono diciamo, molto nostra belli. infanzia o si è rimasto diciamo, sottovuoto per degli anni, questi sono medievali, quindi Beh, diciamo sì. che è un po' più datata. Però insomma ci Però sono sono, più manuali. vedo queste per esempio che anche la mia moglie li aveva insomma, quando giocava, insomma. Sì, sì. Questi sono i premi, insomma, quindi ci sono delle cosine. Quindi diciamo che per i simpatiche. ragazzini oggi è una giornata speciale perché Devi conoscono andare. un'altra tipologia di Questo lo puoi giochi muovere. che magari solitamente non vengono affrontati. Esatto, e poi si sta un po' all'aria aperta, si conosce un po' la storia, insomma tutte queste cose fanno bene. Insomma. Bene, ti ringrazio e ti auguro buona giornata. Grazie a voi. L'asilo nido bilingue Happy Children accoglie bambini dai 3 mesi ai 3 anni, aperto tutto l'anno tranne il mese di agosto, dalle 7 alle 19:30. Professionalità e competenza, da 10 anni al servizio delle famiglie. CME, con l'utilizzo di soli materiali e tecnologie di altissima qualità, garantiamo massima affidabilità del prodotto, rigorosamente made in Italy, nella produzione di motori elettrici asincroni, trifasi e monofasi. A Paderno Dugnano, da più di 25 anni, Color Drem risolve i problemi di umidità e isolamento termico, sopralluoghi preventivi gratuiti, una vasta gamma di colori e decorazioni per i vostri ambienti e mini corsi di applicazione. A Cantù, da 30 anni, Coral Sabbiature, verniciatura e sabbiatura di metalli, rigenerazione di cerchi in lega e telai di moto e bici, riverniciatura cerchi, moto d'epoca e verniciatura bicolore a polvere, inoltre complementi d'arredo per interni o esterni. Dalla scelta supporto logistico, Degna ti accompagna passo dopo passo nell'acquisto del tuo serramento ideale. Da oltre 15 anni ci trovi a Cesano Maderno. Visita il nostro sito. A Cernusco sul Naviglio, Euromaster, pneumatici e servizi, autofficina qualificata per interventi avanzati di manutenzione ordinaria, straordinaria, elettrauto, revisioni veicoli, pneumatici e climatizzazione. Con un'esperienza trentennale, Massimiliano Licausi garantisce l'eccellenza nella costruzione di serrande, portoni sezionali, tende da sole, zanzariere, basculanti, con interventi 24 ore su 24. A Cesano Maderno, GRC Metal, azienda di Roberto Grieco, lavorazione del ferro, metallo e alluminio, per privati o aziende, lavorazioni conto terzi su disegno, carpenteria pesante e leggera, progettazione con AutoCAD. Ideal System, con sede a San Carlo di Cesena, ma operante in tutta Italia, offre progettazione, realizzazione e manutenzione di celle frigorifere, con vasta gamma di servizi connessi. A Paterno Dugnano, Bottega del Celiaco, vendita di prodotti senza glutine, anche con consegna a domicilio, convenzionata con il servizio ASL e comodo parcheggio per i nostri clienti. Marco Porpora, dopo l'ultimo lavoro discografico Mai girarsi indietro, scaricabile gratis su YouTube, offre grande successo e professionalità con la neomelodica napoletana per le vostre feste, cerimonie, teatri, cene e spettacolo. A Milano, MP Edile e Immobiliare, qualificata da un percorso ventennale e personale qualificato, si occupa di manutenzioni ordinarie e straordinarie, presso appartamenti e condomini, ristrutturazioni di interni ed esterni, idraulica ed elettrico. A Milano, agenzia per single Obiettivo Incontro, da oltre 27 anni, ricerca partner serie mirata per persone libere sentimentalmente che hanno voglia di relazionarsi con altre persone serie. Visita il nostro sito o chiamaci al numero 02 89 75 10 59. A Cologno Monzese, pitture e decori, imbiancatura e decorazioni a 360 gradi per tutta la provincia di Milano e della Monza Brianza, tinteggiatura, lavorazione di facciate, verniciature varie, cartongesso. VS, produzione di apparecchiature ad uso ascensoristico, con manutenzione, riparazione ed installazione di sistemi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.